Petrini. Andrea Petrini. Sì. No, in realtà La sorpresa. sono un po' timido, ma in realtà non dovrei parlare da solo, magari dico due cose con Enrico, perché in realtà ci siamo condivisi il compito, abbiamo fatto un po' i balli, l'idea era di portare qui a Rimini i grandi di domani, dei giovani grandi di domani che sono già i protagonisti di oggi, e quindi giocando tra l'Europa e avventurandoci anche un po' fuori, ma con parsimonia, perché non è cosa facile far venire gente dal Brasile, dal Perù, Dagli Stati Uniti o dagli Stati Uniti in particolare non è facile. E quindi abbiamo fatto una piccola playlist di persone bravi cristiani e ottimi cuochi che ci sembrava interessante portare qui a Rimini. E non è soltanto una questione di dar da mangiare agli affamati, mi sembrando un po' affamati un po' tutti come lo siamo anche noi, ma anche di mettere i cuochi, di offrire ai cuochi un esercizio un po' pericoloso, dar da mangiare a 250 persone, fare una cosa un po' fuori dagli schemi, fuori dalla struttura del loro ristorante, quindi improvvisare anche un altro modo di cucinare. Questa è la divertente. Adattarsi alla struttura di questo circo, rendersi divertenti, essere disponibili anche a un dialogo, perché alla fine il loro piatto è anche un modo di comunicare con voi, di raccontarvi qualcosa, perché magari non avrete sempre l'occasione di visitare i loro ristoranti. Ecco, questo è il loro biglietto da visita. Senti, a questo punto andiamo avanti perché abbiamo una rappresentanza, come dire, istituzionale che però ci fa ovviamente molto piacere, ci onora. Io vorrei dare la parola subito a Andrea Corsini, che è l'assessore al turismo della regione. Il microfono. Buongiorno a tutti, io non credo di dover aggiungere molte parole a quelle già dette dal sindaco di Rimini. Ho fatto prima un giro attorno a questo magnifico tendone da circa 8,5 e veramente Almeni rappresenta il concentrato del meglio della nostra regione, della Via Emilia, un crogiuolo di saperi, di sapori, di artigianalità. Da Rimini parte la Via Emilia, parte questo grande progetto di comunicazione e di valorizzazione delle nostre grandi eccellenze regionali che abbiamo riunito attorno a questo nuovo brand, che è appunto quello della Via Emilia, e vi posso garantire che quello che vedete qui a Rimini oggi, Almeni, rappresenta solo uno dei tanti eventi che intendiamo sviluppare nel corso dell'estate dei prossimi anni per valorizzare questo meraviglioso territorio. Quindi complimenti al Comune di Rimini, grazie a Massimo Bottura, a tutti i collaboratori, a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo splendido sogno. Grazie. Grazie a lei, grazie alla presenza.